Ma sappilo, non sono disposto a dimettermi. Una puntata speciale, gentili telespettatori, di Silvano, dedicata all'altro calcio. Perché? Perché i mondiali di calcio si sono appena conclusi con la prima vittoria della Germania unificata al mondiale. Se poi sommiamo anche i 3 della Germania Ovest, insomma si fa 4, ma tecnicamente la Germania ha vinto un titolo mondiale fino adesso. Allora, sta di fatto, Gigi, è stato un mondiale un po' anomalo, un mondiale che ha bocciato nettamente le squadre europee, in particolare Italia e Spagna, ma particolarmente usciamo noi con le ossa rotte, no? Usciamo noi, non soltanto, ma questa non può essere una consolazione, usiamo noi, la Spagna, la Francia, dopo ancora il Brasile, l'Argentina, che è arrivata comunque in finale. Comunque è stato un campionato al di sotto delle attese. Sono emersi paesi nuovi calcisticamente parlando, vedi Costa Rica, anche il Cile, oppure voglio dire emersi paesi nuovi che erano da tanto che non erano su questi livelli, Uruguay, adesso non so quali, Cile, Costa Rica, anche sono scese le squadre africane, il Camerun uscito, il Ghana, idem, insomma è stato un campionato del mondo al di sotto delle attese, anche perché poi le squadre che erano così destinate o designate a vincere il titolo, forse solo l'Argentina e la Germania hanno mantenuto le premesse. Certo, possiamo dire che alla fine i tedeschi hanno, come hai detto tu, garantito, nel senso che con i tedeschi non si sbaglia mai, comunque la si vede. Non si sbaglia mai, sono arrivati in finale, hanno avuto la forza di non aver paura di questo Brasile nelle semifinali o quarti, credo, e da lì hanno capito che possono vincere. Anche prima c'era stato qualche segnale positivo dove potevano senz'altro ambire al titolo. Difatti hanno giocatori veramente eccezionali, almeno 4, 5, 6 giocatori sono veramente i campioni nelle loro fila. Per il resto, per quanto riguarda noi, insomma, io ho un'altra teoria, ho la teoria che Prandelli nell'ultimo mese sia andato in tilt, non aveva capito più niente, perché anche le convocazioni prima Ma siamo sicuri che le convocazioni le ha fatte tutte lui? Ma non so, io penso di sì eventualmente, insomma lui aveva carta bianca e guai se non fosse così, però le dimissioni anche di Abete, che secondo mio parere avrebbe già dovuto dimettersi dopo i campionati africani, gli ultimi, che anche lì hanno fatto un patatrac, quindi lì avrebbe dovuto dimettersi Abete e forse avremmo guadagnato 4 anni, perché quando è subentrato Albertini, secondo me Albertini aveva visto bene, Albertini aveva scelto Donadoni, che un buon allenatore, era alle prime esperienze, però lì si doveva continuare. Invece con Abete è tutto cambiato, è tutto ritornato come prima. Adesso vediamo cosa succede in questi giorni qua. Senti, ma il calcio italiano secondo te è capace di maturare o resterà come sempre nel suo io? Se rimane così non matura, adesso bisogna che cambi tutto, o perlomeno in maggior parte, o volendo ancora andare più a fondo almeno della testa, perché se sta così non va da nessuna parte. Intanto bisogna vedere di nuovo, bisogna regolamentare il flusso degli stranieri, non dico dei clandestini che sbarcano a Lampedusa, ma dei calciatori stranieri, perché poi Prandelli si può dire quello che si vuole, però anche lui fa, come ha detto Trapattoni, l'uva fa il vino con l'uva che ha, e difatti mai, io non vorrei citare giocatori, ma almeno 6-7 di quelli che hanno giocato in nazionale mai sarebbero stati convocati se non ci fossero stati gli stranieri. C'è Balotelli tra questi? Evidentemente Balotelli è stato un palino di Prandelli, ma se vai a chiedere agli italiani, il 90% dicono che non era da portarlo ai mondiali, né lui né Cassano e forse anche qualcun altro, insomma, perché ci sono stati degli errori evidenti, no? Anche nelle scelte dei giocatori. Poi si è visto, no? La mancanza anche di osare, una difesa un po' così inventata, Chiellini, Barzagli e compagnia. Tra l'altro va sottolineato che noi abbiamo perso con la difesa della Juve.
E qui sta il nocciolo della questione, perché la Juve è la squadra più forte che abbiamo in Italia in questo momento. Ecco, quindi doveva pescare il selezionatore. Quindi bisogna rivedere il calcio dell'inizio, no? Perché è inutile limitare, almeno in parte, se mai è possibile, bisogna rivedere a livello europeo, perché vedo che anche nella finale, mi pare disputata l'altro giorno, erano 5, 6, 7 che giocano nel campionato italiano, quindi noi abbiamo allenato gli altri giocatori. Mancano forse gli stimoli giusti. Senti, invece, nel 74, dopo la disfatta della Germania, ci fu un radicale cambiamento, una svolta, si partì subito da zero con una scelta di un commissario tecnico che secondo me è arrivato anche tardi in nazionale, che era Fulvio Bernardini, il quale però aveva carta bianca anche nel scegliere i giocatori, nel senso che si portò avanti anche un progetto di nazionale sperimentale, l'Under 23 fu potenziata, il settore giovanile, cioè ci fu un percorso ben mirato che poi portò, diciamo, il suo epilogo al mondiale dell'82. In questi 4 anni invece, dalla disfatta dell'Italia ai mondiali del 2010 all'inaspettata o secondo posto degli azzurri agli europei, però non si è fatto granché niente, anzi praticamente 0-0. La Lega Calcio, che Agamennone in questo caso pensa esclusivamente ai diritti TV, i presidenti pensano solo a incassare, sta di fatto che il cartello fuori del work in progress è quasi utopistico. Siamo al punto zero, secondo me, siamo ad una nuova partenza. Se i dirigenti nazionali, Ottavecchio o chi per lui, capisse di questa situazione, andiamo avanti, se no rimaniamo sempre al punto zero. Tu hai detto bene di Bernardini, ricordo che allora aveva convocato un giocatore che giocava in Serie B al posto di un titolare fisso, che non ricordo il nome, che pensava di avere il posto fisso in nazionale, invece no, lui ha convocato questo, ha detto: se ti impegni, se vi impegnate è buono, se non hai niente. E difatti, finita quell'era lì, è stato tutto rivoluzionato. E poi le cose si sono viste, perché poi abbiamo fatto l'Argentina, i campionati lì che abbiamo fatto molto bene, in Messico eccetera, no? Però finché non si inizia a pensare positivamente, ad avere un approccio diverso nel considerare che la nazionale è un patrimonio della nazione o dell'Italia o del calcio nazionale, noi non andremo da nessuna parte, c'è poco da fare, noi non andremo da nessuna parte. Se, come dici tu, i presidenti hanno più a cuore i diritti televisivi, però appunto vediamo adesso, c'è la campagna acquisti in atto, no? Secondo me, quindi non hanno soldi da spendere, cosa vanno a fare? Certo. No, ma secondo me sai cosa? Che nessuno onestamente gliene possa fregare meno, nel senso che io non ho visto processi o voglia di cambiamento, io ho sentito soltanto chiacchiere al vento, chi accusava l'altro, un classico italiano, sappiamo quando si perde salgono tutti sul carro dei vincitori, e il voltagabbana è un po' un classico di questa nazione, ma sta di fatto che io onestamente programmi non ne ho sentiti. Non so se tu magari hai un televisore diverso dal mio. No, purtroppo il tuo stesso televisore, difatti anche il mio, dice quello che hai sentito tu, non c'è nessun programma, c'è solo ambizione di potere, però per andare a guidare la Federcalcio, la Lega, la FIGC, ci vuole gente che abbia la forza di poter cambiare, ma è difficile, o si cambia tutti radicalmente, ma con questi presidenti di società che abbiamo, dove la loro mira è solamente il dio denaro, qui non fai niente. Qui allora si parla di vivai, abbiamo sentito parlare di vivai? No, abbiamo sentito parlare solo di acquisti di giocatori stranieri, che per dire la verità guai, non penso che nessuno possa contraddirmi, arrivano qua, diciamo una volta si dicevano bidoni, io dico ultra bidoni, giocatori che dicono costano poco, certo non valgono niente, è sicuro che costano poco, insomma, per dire, no? E quindi allora finché non si cambia questo, ma deve essere la società a dire cambiamo. Adesso vediamo la Juventus che vuole fare uno squadrone, sì, la Juventus può farlo, e qualcuno dice, come ha detto Pancalli, sono con i soldi degli italiani fa lo squadrone, va bene, consentiamo, anche se io non sono d'accordo su queste cose qua. Vedo le altre squadre, Inter, non ci sono più giocatori che erano una volta in Italia, non ci sono, sebbene come ho detto prima erano 5, 6 o forse anche più giocatori che sono arrivati in finale nella Coppa del Mondo, quindi qui c'è qualcosa da dover cambiare. Ti dico però ancora una cosa sugli arbitraggi.
Allora la semifinale Brasile-Germania, insomma non puoi mettere un arbitro algerino, insomma, secondo me, no? Che sia bravo quanto vuoi, insomma, che per rigore 2-3 metri fuori d'aria, insomma, devi vederlo, no? Se non lo vedi tu, lo vede il segnaline che dovrebbe essere in linea, no? Quindi non so, sono tanti arbitri europei, anche sudamericani, che sono bravi, vai a scegliere, vabbè, insomma, è una compensazione forse perché sono uscite le squadre africane. Però non si può dire comunque che il Brasile è stato sfavorito da questa situazione, perché se non c'era il rigore sarebbe stata la punizione e l'espulsione di Thiago Motta. Quindi per il Brasile è andata anche bene così, perché avrebbe disputato i restanti 88 minuti in 10 persone, in 10 giocatori. Per ritornare a noi, il campionato è stato un campionato modesto, secondo me sì, si è evidenziato, diciamo, in questa ultima partita, che poi è stata una partita bruttina, perché dei tiri in porta se ne sono stati pochi, le poche conclusioni che ha avuto l'Argentina le ha fallite, qualcosa ha fatto di più la Germania sotto il profilo del gioco unicamente, per il resto le occasioni migliori le ha avuto l'Argentina, ma le ha sprecate Higuaín, insomma Messi, idem, qualcun altro adesso non ricordo. La finale ha, secondo me, visto il degno vincitore è stata la Germania. Voglio dire purtroppo, ma va bene così. Certo, senti, per concludere, cosa ti aspetti per la stagione 2014-15? Quindi adesso stiamo cercando di scegliere il nuovo vertice, no, del calcio italiano, no? Quindi sarà il nuovo allenatore, da lì si inizia, ma però bisogna che sia un allenatore che abbia carta bianca, ma carta bianca che sia un allenatore di personalità. Io non voglio indicare nomi, che i nomi li sappiamo già, ed è difficile scegliere, però se non parti dal manico, io non so che idea ha Tavecchio forse se sceglie Guidolin, adesso dico qui una cosa così, potrebbe andare bene a Pozzo, che se ne libera, insomma, del suo ingaggio, per dire, no? Ecco, che gli andrebbe bene solo a Pozzo questa situazione qua, ma questa è una battuta malefica, insomma, per dire, però insomma, se vai a vedere le cose stanno così, non è che siano diverse, quindi cambieranno, quindi bisogna cambiare e rifondare la squadra, che è una squadra fatta di gente anche presuntuosa, no? Non forte tecnicamente. Bisogna cambiare schemi nuovi. Qui nei mondiali noi abbiamo visto tutti che giocano col 4-2 davanti a difesa, 3 dietro l'unica punta, o viceversa, o con 4-3-2-1 o col 4-2-3-1, insomma non abbiamo cambiato niente. Tiriamo fuori dai denti, non servono gli schemi, servono i giocatori. Servono i giocatori, ma sono perfettamente gli uomini che siano seri, possibilmente, e che sappiano qual è il valore di difesa della maglia. Lottare per la maglia. Abbiamo visto qualcuno che non andava a prendere il pallone, dice io non vado a prenderlo là, vai tu, e quindi questo è un atteggiamento completamente sbagliato e non porta a nessun insegnamento, anzi io vedo che i tifosi italiani sono delusi, voglio dire incazzati anche, e l'accoglienza così senza clamore avuta nei confronti della spedizione azzurra quando è ritornata in Italia è il giusto sentimento, non hanno voluto nemmeno sporcarsi a comprare i pomodori per lanciarli, e questo è un segnale che ai vertici dovrebbero meditare su questa situazione qua. Quando ricordiamo Italia-Brasile, l'ultima finale col Brasile, 6 minuti di Rivera, hanno buttato i pomodori a Vaccareggi, eccetera. Qui nemmeno sono degnati di niente, quindi lasciati nella più totale indifferenza. Altro che campioni, questi non sono campioni. Cosa ho detto prima? Che in Italia arrivano tanti bidoni, ma di bidoni ne abbiamo già abbastanza, e io direi che spero che cambi la situazione, perché sennò qui faremo un'altra figuraccia. Qui, adesso tra un po' iniziano le eliminatorie del campionato europeo. Beh, allora bisogna già cominciare a scegliere l'allenatore nuovo, ma prima dell'allenatore bisogna fare, e qui invece sono i soliti giochetti, quanti voti hai tu, io ne ho 12, tu hai 14, allora lui non mi va bene, cerco altre alleanze, così non si va avanti. È il passo che fa la politica,
in Italia. Quindi vediamo che Stati si è ridotta la politica e di conseguenza tutte le altre situazioni sono in questo calderone, quindi è la stessa cosa, non cambia niente, è lo stesso canovaccio, non cambia niente. Finché non si prende una nuova dirigenza non si cambia, ma la dirigenza deve cambiare tutto radicalmente, se no non siamo sempre lì. Mi sono sfogato un po', dai. Bene, Gigi, non resta che ringraziarti come sempre per la tua disponibilità, buone vacanze estive e poi chissà a settembre, se il sole vuole, torna al sereno, altrimenti sono al campanello per qualcun altro. Bene. Cominceremo. Grazie a tutti, grazie a te, ciao. Grazie. Ciao. Silvano, Chico Buarque de Olanda mi. Gira la rotola, 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 gira. Gira la rotola, 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 gira. E la gira, Silvano, peggio per te. Silvano, peggio per te. Bada badi bada bada bam bam bam.